Questa sera MVP della partita Andrea Campiello, bella la tua prestazione che sicuramente ha anche ravvivato una partita che proprio non è stata così bella, soprattutto all'inizio, anche perché la posta in palio valeva solamente per il Riese. Sì, diciamo che per noi la motivazione era magari limitata, poi tutto sommato possiamo dire anche che arriviamo tutti da una giornata di lavoro, a differenza penso insomma dei ragazzi che comunque sono tutti più giovani, gli avversari, quindi hanno un'energia maggiore alle 8:30 di sera, ecco, mettiamola così. E in ogni caso sì, la partita tanti errori, ci sono stati tanti errori, però tutto sommato dai, almeno dal punto di vista dei canestri è stata in parità fino per tre quarti. Dopo con un time out dove Fabio ci ha un attimo ravvivato, ecco, mettiamola così, abbiamo ripreso le redini dell'incontro e siamo riusciti a prendere il distacco finale. Bene, giusto riavvivarsi anche per i playoff domenica prossima qui al Palasavio alle 18. Cosa può e cosa deve fare l'Unione per tentare di raggiungere l'obiettivo che non diciamo? No, invece bisogna dirlo, insomma, effettivamente bisogna essere onesti, insomma, che l'obiettivo è quello di raggiungere la promozione, obiettivo che comunque non era nascosto all'inizio. Ma io penso che la cosa da fare sia quella di continuare con un ottimo gioco di squadra, cercare di aiutarsi l'un con l'altro e cercare di limitare il più possibile i cali di tensione che comunque ci saranno. Ci sono gli avversari che comunque quando si inizia la seconda fase c'è una motivazione più alta, quindi il livello secondo me tecnico si alza e quindi anche dall'altro lato ci sarà sicuramente delle squadre che daranno il massimo per cercare di portare a casa la partita. Quindi insomma i cali di tensione ci saranno, ma sono da limitare il più possibile. E poi posso dire probabilmente migliorare qualcosa dal punto di vista difensivo.